Blindatissima. In occasione del CIMO, la 14ª conferenza dei ministri dell'interno dei paesi del Mediterraneo, l'isola di San Servolo, nella laguna veneziana, si è trasformata in una vera e propria roccaforte. Riuniti in un'assemblea rigorosamente a porte chiuse, presieduta dal ministro italiano Roberto Maroni, i responsabili dell'interno di Algeria, Spagna, Francia, Libia, Malta, Marocco, Mauritania, Portogallo e Tunisia, nella prima sessione di lavoro, hanno discusso di criminalità organizzata e terrorismo. Il governo italiano, ha detto Maroni, è fortemente impegnato nella lotta alla criminalità organizzata secondo una duplice strategia: consegnare i criminali alla giustizia e colpire i patrimoni illeciti per vanificare ogni tentativo di accumulare ricchezze attraverso attività criminali. In 18 mesi, ha ricordato il ministro, sono stati sequestrati alla criminalità organizzata beni per 5 miliardi e mezzo di euro e in media sono stati arrestati 8 mafiosi al giorno, nonché 18 dei 30 latitanti più pericolosi. Sull'immigrazione, tema che i ministri affronteranno nella seconda sessione, Maroni ha auspicato che l'Unione Europea assegni ai paesi del Mediterraneo le giuste risorse per affrontare le grandi sfide che i processi migratori comportano in quest'area.